Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Vivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito ed inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua,
inque ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù d'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere un così grande Redentore. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. O notte veramente gloriosa, che ricongiungi la terra e il cielo, e l'uomo e il suo creatore. Tu sei la luce, tu sei la vita, gloria a te, Signore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri. Nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce, ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte,
le stelle del cielo. Lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo Figlio, che resuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen, 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 Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempiate la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è sulla terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici e a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che resistiamo con la forza dello Spirito alle seduzioni del peccato per giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti,
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che non entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e su tutto il suo esercito, sui carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: mia forza e mio canto è il Signore, Israele in
Salvatore. Voglio cantare in onore del Signore, perché Lui è il mio Salvatore, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Mia forza e il mio canto è il Signore, Israele in eterno è il Salvatore. Il suo nome è il Signore, la sua destra è ricolma di potenza. La sua destra annienta il nemico e lo schiaccia con vittoria infinita. Mia forza e mio canto è il Signore, Israele in eterno è il Salvatore. Il faraone in cuor suo diceva: inseguirò, li raggiungerò, ma col tuo soffio alzasti le acque, perché il tuo popolo attraversasse il mare. Mia forza e il mio canto è il Signore, Israele in eterno è il Salvatore. Soffiasti ancora e il mare ricoprì, il faraone e il suo potere, cavalli e carri e tutti i cavalieri furono sommersi nel profondo del mare. Mia forza e il mio canto è il Signore, Israele in eterno è il Salvatore. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nell'alto del cieli, gloria, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti lodiamo, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della resurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quando siamo battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, 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 alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse:
salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ed annunciate ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nella notte di Pasqua ci viene sempre proposta come prima lettura il racconto della creazione. Ci siamo mai chiesti perché Dio ha creato il mondo e l'uomo? Dio ha creato il mondo e l'uomo per manifestare all'esterno l'amore che esiste all'interno della Trinità, tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Ha voluto riversare all'esterno questo amore, e questo amore l'ha riversato sul mondo e in modo particolare sull'uomo, che Dio pone al di sopra di tutte le altre cose create. Tutte le altre cose create vengono sottoposte all'uomo, e dell'uomo si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine. Gli diede cioè qualcosa che a nessun'altra creatura creata aveva dato. E con quest'uomo Dio ha intrapreso un rapporto di amore profondo, un amore profondo che ha dimostrato durante tutta quanta la storia della salvezza, durante tutta quanta la storia cioè del rapporto tra Dio e gli uomini. E lo ha dimostrato a livello individuale e lo ha dimostrato a livello del suo popolo tutto intero. Nella seconda lettura noi abbiamo ascoltato il brano di Abramo, a cui viene chiesto di sacrificare quel figlio Isacco. Dio aveva promesso ad Abramo che se avesse avuto fiducia in lui gli avrebbe dato una discendenza numerosa. All'obiezione di Abramo: io non ho nemmeno un figlio, come posso avere una discendenza numerosa? Dio gli concede un figlio, Isacco, ma poi gli dice: prendi Isacco e portalo sul monte a sacrificarlo in mio onore. Qualcosa che dal punto di vista umano è assurdo. E Abramo invece, in forza della sua fede, che cosa fa? Porta il figlio sul monte e sta per sacrificarlo. Ma in quel momento Dio interviene: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Quindi Dio interviene per risolvere una situazione che umanamente diventa difficile e incomprensibile. Quello che chiede è la fede. Abramo ha fede in Dio, è disponibile a fare tutto quello che Dio gli chiede, anche il sacrificio del figlio, e Dio interviene e lo salva. Nella terza lettura abbiamo ascoltato il brano del passaggio del Mar Rosso. Gli ebrei erano schiavi in Egitto, Dio manda Mosè a liberarli, il faraone a un certo punto si pente di averli liberati, e che cosa succede? Che gli ebrei si trovano intrappolati, perché davanti hanno il Mar Rosso, loro sono in mezzo e dietro i soldati del faraone, quindi non c'è via di scampo umanamente. E allora Dio interviene in favore del suo popolo, dice a Mosè: stendi il bastone sul mare
e il mare si aprì, gli ebrei passarono attraverso il Mar Rosso, furono salvati. Quando arrivarono gli egiziani il mare si richiuse. Quindi queste letture che abbiamo ascoltato, che cosa ci dimostrano? Che Dio è vicino a chi si affida a Lui e dimostra questa sua vicinanza soprattutto nei momenti di difficoltà. E questo deve essere un qualcosa che dà fiducia a noi, che stiamo vivendo senz'altro un momento di difficoltà, di grande difficoltà, che riguarda ciascuno di noi, riguarda le nostre famiglie, le persone a noi care, riguarda il mondo intero. Ma Dio, come nel passato, è intervenuto in favore del suo popolo e di tutti coloro che si affidano a Lui, noi possiamo avere la certezza che interviene anche a nostro favore, perché Dio non viene meno a quello che ha stabilito all'inizio, che c'è l'uomo e l'essere che Lui ama al di sopra di tutte le altre creature. E questo ci viene ancora confermato in maniera più grande, in maniera più esplicita, dalla festa che noi celebriamo. Noi celebriamo la festa di Pasqua, la festa della resurrezione di Gesù. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo. Gesù viene crocifisso, viene posto nel sepolcro. Che cosa si può pensare?
questo tempo che noi abbiamo lo impieghiamo nel modo migliore. Domandiamoci in questa notte santa quanto tempo io dedico nella mia giornata, adesso che ho più tempo a disposizione, a pregare e a riflettere su tutto ciò che sto vivendo, che stiamo vivendo come società. E la preghiera era questa: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il nostro rifugio è il Signore. A Lui ci possiamo rivolgere perché sappiamo che la nostra preghiera viene accolta, soprattutto se nasce dal nostro cuore, se è una preghiera che nasce dalla nostra fede. Metterci sotto la sua protezione. Se ci mettiamo sotto la sua protezione, sicuramente il Signore, che è il nostro Dio, ma è anche nostro Padre, che è nostro amico, sicuramente non ci lascerà soli. E allora questa festa di Pasqua, in questa circostanza particolare, quest'anno, mai avevamo vissuto una Pasqua così, sia questa Pasqua un momento in cui noi ritroviamo con speranza, fiducia per andare avanti. Accogliamo con la parola di Gesù che ci dice: non temete, affidiamoci a Lui, proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e le sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella sua Chiesa. Rinunciate a Satana. Rinuncio. E a tutte le sue opere. Rinuncio. E a tutte le sue seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna. Amen.
Fratelli e sorelle, in questa veglia pasquale eleviamo al Padre le nostre suppliche affinché la speranza nel Cristo risorto illumini i nostri passi. Preghiamo insieme e diciamo: Padre, sostieni la nostra speranza. Padre, sostieni la nostra speranza. Per la Chiesa, perché annunci la lieta notizia del Signore, crocifisso e risorto, attraverso una testimonianza gioiosa e credibile, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per le famiglie, perché l'amore autentico fortifichi il rapporto genitori-figli, in modo da superare insieme le difficoltà e gli ostacoli, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per coloro che sono provati dalla sofferenza, perché nella fede del Cristo risorto trovino conforto e speranza, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. Per la nostra comunità, perché la luce della Pasqua guarisca le nostre ferite e vivifichi la nostra fede, per essere testimoni gioiosi del Signore risorto, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. O Padre, con la Pasqua il peccato e la morte sono stati sconfitti. Donaci sempre la tua grazia, sostieni la nostra speranza, mantieni viva la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere ed offerte del tuo popolo, perché questo santo sacrificio, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte gloriosa della resurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che m'abbia mai a separare da te.
Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo. Che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire. Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi e adesso ti avremo per sempre. E adesso ti avremo per sempre. Chi cercate donne qua giù, chi cercate donne qua giù, quello che era morto non è qui. È risorto sì come aveva detto anche a voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto. Tu hai vinto il mondo, Gesù, tu hai vinto il mondo, Gesù, liberiamo la felicità. E la morte no, non esiste più, l'hai vinta tu, e hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. In questa Pasqua particolare che stiamo vivendo, come avete potuto notare, il crocifisso è sotto il nostro sguardo. Di solito il crocifisso in questo periodo veniva coperto perché dinanzi mettevamo la statua del Cristo risorto. E forse non è casuale il fatto che noi abbiamo il crocifisso e la statua del Cristo risorto. Il crocifisso perché? Perché quando noi viviamo dei momenti di difficoltà è importante che ci mettiamo dinanzi al crocifisso, perché questo ci ricorda che Gesù ha affrontato la sofferenza, la passione prima di noi e quindi anche noi dobbiamo conviverla seguendo il suo esempio, ma la statua del Cristo risorto ci dà la speranza che il momento della difficoltà, della sofferenza non è eterno, che finisce, che Gesù passa dalla passione, dalla morte alla resurrezione. E concludiamo questa celebrazione con
portando con noi l'invito di Gesù. Gesù risorto ci dice: non temete. Può capitare che pensando alle tante difficoltà, la malattia, ma non soltanto la malattia, comincia ad emergere la difficoltà dal punto di vista economico, altre difficoltà, teniamo presente nella nostra mente questa parola di Gesù: non temere, non temete. Facciamola riemergere ogni qualvolta ci capita di farci sopraffare dalle tante preoccupazioni. E poi la preghiera che tutti insieme vogliamo rivolgere al Signore personalmente e comunitariamente. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.